È la storia di una convivenza difficile che si protrae da almeno 30 anni, carte bollate e ricorsi, una burocrazia asfissiante che si mescola a rapporti familiari complicati. Siamo a Pranolz di Trichiana, alle nostre spalle c'è la stalla al centro di una serie di ricorsi, polemiche, controlli che stanno andando avanti oramai da decenni e la famiglia Dalmagro oramai non ne può più. Noi da quando abbiamo fatto le divisioni tra i genitori e noi fratelli, da là è partita tutta una serie di cambi di destinazioni, denunce e quant'altro. Siamo arrivati dopo 30 anni, credo, siamo arrivati al fine di avere sempre controlli da parte di ULSS e ARPA. Un accanimento senza tregua, a fronte peraltro di contestazioni risibili. Il terreno dove sorge la stalla di Mario Dalmagro è rurale, un'ottantina i capi di bestiame curati da padre e figlio, ma l'attività è ostacolata dal vicinato, familiari compresi, che ha avviato una raccolta di firme. E hanno tirato dentro anche tutto il paese a fare delle firme, a fare delle firme per metterci uno contro l'altro, tutti contro, insomma. Il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, è intervenuto nella diatriba cercando di trovare un comune punto d'incontro. Ho parlato con i vicini, ho parlato con Mario, che è ragionevole, la sua attività è meritoria. Con un po' di buonsenso sono certo che troveremo una soluzione, dice il primo cittadino. La nostra stalla, la nostra azienda, la nostra vita, il nostro lavoro da sempre. Un lavoro tramandato da nonno, padre a figlio. Siamo sempre andati avanti, non abbiamo mai chiesto niente a nessuno. Siamo andati avanti con le nostre fatiche e con il nostro lavoro. Ho chiesto all'amministrazione, al sindaco e all'ufficio di vigilanza, ho chiesto non la carità, ma di ripristinare la legalità.